Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina diamo uno sguardo, ci proviamo almeno a farlo, al Veneto di domani. Sono successe parecchie cose in questo avvio d'anno e abbiamo invitato il direttore del Corriere del Veneto, Alessandro Russello, a rimanere con noi una mezz'oretta per riflettere appunto su questo avvio del 2018. Abbiamo votato il famoso referendum per l'autonomia, poi siamo andati a votare, ci siamo trovati con un'Italia a due colori, è stata definita, una tutta gialla che è territorio ormai del Movimento 5 Stelle e una del Nord verde intenso con sfumature azzurre che è appunto quella della Lega e del centrodestra, e questo sicuramente sta comportando anche qualcosa dal punto di vista politico. Il governo, sappiamo, all'orizzonte ancora non c'è, ma il Veneto e il nord-est, così come un po' tutto il nord, vanno veloci e non hanno tempo di aspettare. Allora, intanto buongiorno Alessandro Russello. Buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno di a tutti i nostri telespettatori. Buongiorno. Ti propongo appunto una riflessione partendo da questi dati di fatto appunto molto semplici di questi ultimi mesi, una riflessione sui tempi che corrono veloci, i grandi finanzieri internazionali che sono preoccupati perché questa bolla positiva, loro dicono, del mondo potrebbe finire da un momento all'altro. Noi non l'abbiamo neanche vista questa bolla positiva, se non qualche appunto risultato di qualche azienda a nord-est. Insomma, come ci dobbiamo preparare al Veneto di domani secondo te? Beh, come dicevi, forse con una nuova tornata elettorale, nel senso che tu dicevi che siamo andati a votare per il referendum, poi siamo andati a votare per le politiche, adesso andremo a votare non a Padova ma in due importanti capoluoghi del Veneto come Treviso e Vicenza ed altri comuni. Anche Friuli, Venezia Giulia. Sì, a Udine, andremo a votare per le regionali in Friuli e quindi penso che dovremo andare a rivotare prima o poi, perché ovviamente con questa legge elettorale non si è raggiunto non abbiamo avuto un risultato netto che desse la maggioranza a qualsiasi schieramento. Quindi il vulnus di questo paese, che secondo me è un paese completamente irriformabile, dove si sono calcificati tutti i poteri, tutti i partiti, dal sistema all'antisistema, abbiamo perso la grande occasione, secondo me, di andare a votare con l'Italicum, che l'abbia fatto Renzi, non importa, poi anche Renzi a un certo punto l'ha voluto cambiare perché si è accorto che avrebbero potuto vincere i grillini quanto che potevano vincere, poi lo rivolevano indietro. Il fatto è che abbiamo avuto solo due governi. Il senso dello Stato sembra essere perduto. No, ma abbiamo avuto solo due, il problema è che l'unico sistema elettorale è maggioritario. C'è poco da fare. Abbiamo avuto due governi in Italia, governo Prodi e governo Berlusconi, in cui nel bene e nel male si è governato. In questa situazione, visto quindi, che appunto siamo in questa tre, è la premessa. Questa è la premessa. Si va al secondo turno. L'unica soluzione è adottare una legge, chiamatela come volete, il Venetellum, Sicilianellum, Toscanellum, come volete, dove ci sia un doppio turno. Basterebbe prendere la legge che c'è per le amministrative o per le regionali. Quella dei sindaci per me va benissimo, un doppio turno alla francese, ma come una perché il premio di maggioranza comunque sarebbe bocciato dalla Corte Costituzionale. Il problema è che prima c'era un bipolarismo in Italia, ora abbiamo avuto prima avevamo poi tre corni della politica, no? I grillini, il centrodestra e il centrosinistra. Ora con la sconfitta del PD torniamo a una sorta di bipolarismo, con il PD escluso, quindi una situazione molto più liquida. Il problema è che nessun partito, nessuno schieramento ha voluto fare una legge elettorale per non far danno a se stesso o per non aiutare gli altri. Purtroppo, voglio dire, bisognerebbe chiudersi come voglio dire, quando si elegge un papa, no? Una settimana, dovrebbe esserci una nuova costituente, ma si dovrebbe tornare forse con i morti per terra che c'erano quando l'Italia è uscita dalla guerra, con la memoria della guerra, con la memoria della povertà, con la realtà della povertà di fronte, non che oggi la situazione sia idilliaca, ma nemmeno tremenda come allora, ma questa coscienza civica, civile,
questo senso dello Stato non c'è più, perché ci sono talmente tanti e tali interessi in un'Italia, e non è solo colpa della politica. Ma come se ne esce? Non Il è federalismo sembrava una strada. No, non è colpa solo della Adesso politica, c'è è la colpa Lega anche degli fortissima. italiani, perché noi abbiamo, la politica ha tanti difetti, ma in un'Italia così corporativa, fatta dai tassisti, dai giornalisti, dai macellai, tutte le corporazioni, e questo è il vizio dell'Italia. Poi, per carità, nemmeno la Germania dopo 6 mesi ha trovato un governo. Esatto. In Belgio sono rimasti un anno senza governo. Il fatto non è tanto il Forse governo, sono d'accordo potremmo con te su autogovernare, ma è un chiunque discorso. vada al governo si troverà con un'Italia ingessata, Certo. è difficile. Roma insegna da questo punto Tu di vista. facevi, prima descrivevi giustamente questa Italia divisa in due. Esatto. Questa è la fotografia di questo paese, io aggiungerei il fatto che al potere è andato l'antipotere. È sotto gli occhi una forma antisistemica. La Lega, parlo di 5 Stelle e di Lega, la Lega è un po' più sistemica perché è un partito tradizionale, ma c'è nata nei confronti dei poteri tutti disintermediati, le Confindustrie, i giornaloni, le università, i saperi, quello che è successo un po' in America. Però una rabbia, voglio dire, con anche delle motivazioni anche lecite, perché la politica degli ultimi 20 anni, insomma, è dove tutti sono compromessi, avrebbe dovuto capire che in qualche modo, ad esempio, si sarebbe dovuta emendare. Quando noi accusiamo i grillini di parlare di vitalizi, certo è un po' retorico, voglio dire, no, parlare solo di onestà, che ovviamente deve essere la base di una civiltà, però se finora la politica ha fatto fatica, voglio dire, a togliersi 1.000 euro dai 10.000 euro che prendono i consiglieri regionali o i parlamentari, posto che la politica va pagata, questo ti dà il segno di come la rabbia della gente, con l'effetto globalizzazione, poi se volete ne parliamo, no? Sì, sì. Alla fine si trovi, abbia voglia di cambiare, di rottamare di continuo e rottamare di continuo, perché ricordiamo che poi lo slogan della Lega che l'ha resa famosa è stato Roma ladrona, sì. È sempre questo il principio, solo che non riesce qualsiasi movimento, per quanto forte come è stata la Lega, per quanto forte come saranno appunto e come si dimostrano ora i grillini, non riesce ad abbattere il sistema di cui anche tu parlavi prima. Il problema però vedi è questo. Allora, in questi giorni l'alleanza, la Lega e il 5 Stelle crescono ulteriormente nei sondaggi. Ieri sera, perché si bipolarizza il voto? Ieri sera è stato dato un sondaggio a Piazza Pulita, se non erro, dove la Lega è data al 24%, i grillini al 36-37%. Quindi c'è questa luna di miele che gli italiani hanno, no, con questi due partiti, e li vogliono vedere governare. Allora, è evidente che questi due partiti, i grillini di più un po' antisistemici, anti-establishment, hanno questo compito che però è difficilissimo, perché al di là delle parole d'ordine che oggi possono dire della eventuale compatibilità dei loro programmi, uno per tutti, reddito di cittadinanza e no all'assistenzialismo della Lega, il problema è che dovranno diventare sistema. Cioè il problema vero è il passaggio dal no, il passaggio dalla rabbia, il passaggio dalla protesta, il passaggio anche, voglio dire, attraverso dei contenuti che diventano un'idea in un'Europa con la quale devi comunque avere a che fare, anche se la vuoi cambiare. Sai che secondo me però questo passaggio a sistema per la Lega, diciamo, è già governa importanti regioni, è già stata al governo, è più facile, ma anche per i 5 Stelle non mi sembra poi così difficile, mi sembra che si siano facilmente inseriti, diciamo così, in una formula. Il passaggio da opposizione a governo è stato rapidissimo, Di Maio è stato anche molto bravo a gestire la campagna elettorale e il post, vediamo dove andrà questo braccio di ferro con Salvini, ma in realtà la percezione delle persone è già di un partito che è sistema. Guarda, questo è inevitabile, con tutti i linguaggi che usano. Allora, si dice sempre, no? Incendiari da giovani, pompieri da vecchi. È evidente che la politica, nel bene e non solo nel male, è l'arte del compromesso e della mediazione, ma non in modo negativo, è normale. Il proporzionale che tutti hanno voluto è una legge elettorale che invita, sollecita alla
compromesso all'alleanza. Lo vedi in Germania, la Merkel con i socialdemocratici, lo vedi in Spagna, al compromesso. Allora è evidente che o i grillini o la Lega arrivano al 52% in questo paese, che il proporzionale probabilmente non ci arriveranno mai, oppure e nel momento in cui tu vai al governo diventi sistema, perché devi comunque occuparti di migranti, per cui il tema dei migranti, che è un tema che ha fatto vincere la Lega in queste elezioni, non solo perché lo dice il PD, adesso vediamo cosa farete voi, ma è normale. La gente ha aspettative sul lavoro, benissimo, no al Job Act, no a questo, no a quello. Siamo tutti aspettando, voglio dire, le proposte di questi due partiti, se sarà questa l'alleanza, certo. Perché poi voglio dire la Lega... Sembra che il PD sia a guardare, è come quella famosa frase cinese, no? Che uno si mette sull'argine e aspetta che il cadavere del nemico gli passi sotto. Questi non sono i giorni... Si sta aspettando il cadavere di qualcuno. Non so, il PD, voglio dire, ce l'ha molto dura, ma non è il tempo del PD questo. Questo non è il giro del PD. A meno di un'alleanza M5S-PD molto risicata, ma non è nemmeno il tempo di Forza Italia, perché comunque rimarrà fuori dai giochi, secondo te? Perché PD e Forza Italia sono visti come due partiti di sistema, che hanno sorretto Monti, che hanno parte Forza Italia, il Nazareno, quindi sono visti come il vecchio. Il problema vero non è che il nuovo potrà occuparsi dei problemi di cui si sono occupato il vecchio in modo molto differente, perché la questione è tutta lì. Parliamo di un'Italia che ha 2.300 miliardi di debito pubblico, parliamo di un'Italia che non può non stare nell'Europa, anche se l'Europa deve assolutamente cambiare sul tema dei migranti e su qualche altro tema. Germania adesso deve capire... se ne stanno accorgendo anche loro, certo, perché hanno detto non l'abbiamo gestito, adesso ce lo troviamo in casa il problema. Certo, perché giustamente anche questo voto un po' ribellista pone anche questo problema, esatto. No? Poi l'Italia è un paese, non è come la Grecia, cioè sia la Lega è un partito tradizionale, non è Tsipras. I grillini probabilmente sono un partito un po' più nuovo, un movimento più nuovo, per cui voglio dire è comunque un allarme per l'Europa il fatto che esistano queste inquietudini, no? A varie latitudini. L'Italia è un partito un paese che è stato sempre molto europeista, è uno dei paesi che ha fatto nascere l'Europa e senza l'Europa non puoi da nessuna parte. Una delle idiozie nelle cose giuste, la Lega fa delle cose giuste, il tema del federalismo fiscale, gli va dato atto alla Lega, che forse il partito, voglio dire, che ha lanciato questo tema, che è stato messo da parte. Se volete poi parliamo anche della difficoltà dell'autonomia e dell'autonomismo, di portarlo... Voglio farti un paio di domande che riguardano la Lega prima di cambiare. Però voglio dire, la Lega non può parlare di mettere dazi nel paese più esportatore al mondo. Il Veneto in particolare, il Veneto è una regione di esportatori, non abbiamo risorse interne se non quella del turismo, ma non possiamo esportare le cattedrali, quindi voglio dire che l'Italia si deve, capisco i dazi sulla Cina anni fa, ma non puoi dire che l'Europa non, ma l'Europa è perdente con l'America, con i dazi, per cui quando... a parte che già abbiamo fatto i conti, abbiamo visto che gli facciamo pagare di più di quello che... sono i dazi, il Veneto tornerebbe alla povertà degli anni 50, quindi voglio dire, capite che questo diventa poi ragionare nel sistema, ragionare con i temi forti e prendere delle decisioni compatibili ad un determinato sistema che non può che essere quello europeo. Puoi essere più di destra, più di sinistra, puoi rompere le scatole più di meno, ma non esci da lì. Devi dare delle risposte. Voglio chiederti una cosa che riguarda il nord-est e più in generale tutto il nord, perché se è vero che la Lega appunto ha avuto un risultato eccezionale a livello nazionale, tanto più lo ha avuto a livello territoriale e poco prima facevi cenno ai sondaggi che parlano di un aumento ulteriore che riguarda probabilmente anche i territori di provenienza della Lega Nord. Questo come ha cambiato la Lega, che in questi giorni è in trattativa, perché appunto come ricordavi si vota anche in altre amministrazioni, sta un po' spingendo per ottenere un po' tutte le candidature e fare cappotto, come si dice in gergo. Insomma, una regione grande come il nord Italia, una regione, con la piccola eccezione di qualche pezzo di Piemonte, nelle mani della Lega Nord,
E a proposito di papi, nelle mani anche qui in Veneto da noi del governatore Zaia, che saldamente sta nella sua poltrona dopo aver stravinto appunto il referendum dell'autonomia ed essere comunque sempre impredicato per una possibile nomina anche a livello nazionale. Insomma, la grande responsabilità da un lato, ma voglio dire, è anche una situazione un po' paradossale, no? Siamo evidentemente passati dal forzaleghismo al legaforzismo, per di più con una differenza che non c'è più la Lega Nord, non c'è solo questo, ma c'è la Lega Italia che si è mangiata qualcosa di più, perché all'epoca il PD aveva mangiata Forza forte. Italia. Quindi passati da una Lega nordista ad una Lega sovranista. La Lega prende voti al sud, anche a Reggio Calabria, al 12% in alcune città. Naturalmente il tema lì sono i migranti, però la Lega prende voti anche qua in più, e prende voti probabilmente dalle partite IVA o dagli imprenditori stanchi della burocrazia, eccetera, eccetera. Quindi c'è un voto trasversale. La Lega capitalizza il suo risultato. La Lega, Forza Italia praticamente non esiste più, è destrutturata. Ha un problema con Berlusconi che chiaramente, insomma, a parte gli anni, a parte l'età, a parte, voglio dire, la grande anche energia che ha ancora Berlusconi, però in questo momento è evidente che il leader di un ipotetico partito di centrodestra-destra in Italia è Salvini. Per cui voglio dire, la Lega qui va a capitalizzare tutto, quindi è andata a prendersi il presidente della regione, il candidato presidente in Friuli. No, quello che volevo dire io è che non è un leader, diciamo così, alla Moro, alla Andreotti, alla Fanfani, cioè è un leader che ha una potenza in questo momento nelle sue mani, veramente una concentrazione di potere molto alta. Insomma, finora è al 17%. Quindi voglio dire al 17%, Craxi ha governato l'Italia col 10%, quindi con l'11%, è una col 12%, situazione un po' col diversa 13%, geograficamente parlando. È cambiata dire, completamente, è cambiata completamente, anche perché voglio dire in questo momento ovviamente Salvini, perché insiste, andiamo con la grande tentazione da una parte di andare con i 5 Stelle e dall'altra no, andiamo col centrodestra. Io voglio rimanere fedele al centrodestra perché sa che senza il centrodestra, il voto moderato del centrodestra non va da nessuna parte. Da solo Salvini oggi, con i sondaggi che danno la Lega, potrà arrivare anche al 24%, ma col 24% non vai da nessuna parte in Italia. Per cui è evidente che Salvini non lo dice, ma è evidente che la sua aspettativa è quella di mangiarsi Forza Italia, di diventare il leader di un partito sovranista, non alla Le Pen, ma un partito. Anche Salvini ammorbidirà, non potrà chiaramente abbassare i toni su alcune partite, dovrà ammorbidirli, però vanno tutti questi leader, con chiunque essi si alleeranno, valutati alla prova dei fatti. Ripeto, migranti, allora si decida o gli spari oppure devi mettere in atto delle politiche che prevedano forme di accoglienza, il tema dei flussi va sicuramente regolato, c'è un problema enorme perché noi siamo un paese affacciato al Mediterraneo. Il terrore che si alza sempre di più, l'asticella della paura anche in questo momento, perché gli allarmi si sono susseguiti in maniera velocissima con arresti, segnalazioni in queste ultime ore, insomma sentiamo più vicino che mai questo pericolo. Questa voglio dire, è una situazione che ci portiamo dietro da anni. Abbiamo avuto anche terribili attentati, speriamo di non avere, sappiamo che la situazione è a rischio. L'ISIS in questo momento è stato sconfitto in Siria e questo purtroppo è anche un male per l'Europa, perché dalla Siria è possibile che dei foreign fighter vengano in Europa, quindi lo sfaldamento dell'ISIS, ma non è che ti difendi dal terrorismo solo fermando uno, ti difendi con l'intelligence, ti difendi con un'inclusione fatta bene, ti difendi con delle regole, e tutto questo si chiama sistema. Si chiama riuscire a organizzare le politiche senza urlare, ma trovando delle soluzioni che siano compatibili con quello che è in questo momento il mondo, che è fatto di flussi, voluto da noi, dalla destra e dalla sinistra, perché la globalizzazione l'ha voluta il liberismo di destra e il riformismo e il movimentismo di sinistra, con la redistribuzione della ricchezza. Poi, se una parte di mondo, cioè Cina, India, Pakistan, è diventato più ricco
e per il principio di vasi comunicanti noi abbiamo meno ricchezza, questo è evidente perché benvenuti nel mondo del terzo millennio, perché è così e sarà così. Per questo l'Italia e noi abbiamo bisogno di più Europa, per questo abbiamo bisogno di armonizzare i continenti per riuscire, voglio dire, a risolvere anche i problemi. L'Africa, che in questo momento è terra di conquista della Cina, l'Africa è comprata in questo momento la Cina. Il QAM, che è uno dei soggetti più interessanti nel panorama, voglio dire, umanitario e politico che abbiamo in questa nazione, va in Africa e dice sì, aiutiamoli là, ma aiutiamoli sul serio. I nostri medici da Padova vanno in Africa per salvare le mamme e i bambini, voglio dire, perché rimangano lì, perché i bambini vivano e non ne facciano 20 di bambini le famiglie, ma 3. E quindi non muoiano, che riescano a costruirsi le famiglie, che ci siano forme di ricchezza lì. Quindi il tema è complicato e chiudo, alle domande complesse si devono dare delle risposte non complicate, ma complesse, non semplicistiche. Si può dare una risposta semplice, ma non semplicistica, ma di fronte alla complessità non si risponde con le parole d'ordine facili, questo volevo dire. Questi grillini non li abbiamo ancora ben vivisezionati, nel senso non sappiamo chi sono, l'elettorato non sappiamo chi è un elettorato di centro, un elettorato di destra, un elettorato democristiano, un elettorato misto. In Veneto, a casa nostra, i voti sono stati tanti. Chi sono questi elettori dei 5 Stelle? Qui da noi non vogliono il reddito di cittadinanza, cosa vogliono dal Movimento 5 Stelle? Non abbiamo avuto le code agli sportelli per il modulo, però qualche caso c'è stato anche da noi. Cosa vogliono? Non a caso, voglio dire, in Veneto il Movimento 5 Stelle ha fatto un risultato come al solito, non è cresciuto. C'è una base di voto del Movimento 5 Stelle che secondo me è un voto trasversale. Ormai le categorie destra e sinistra sì, possono avere anche un significato, ma il Movimento 5 Stelle è uno che contiene tutto, è un movimento che contiene tutto, contiene sinistra. Fico è di sinistra, era un globo, un movimentista, voglio dire, quindi tutto il tema dei termovalorizzatori, dell'ambiente, delle notave, eccetera. Quindi c'è una parte ambientalista di sinistra, come c'è una parte legalista di destra, securitaria. Evidentemente se il voto ai 5 Stelle rimane così costante, c'è un tema sicuramente di richiesta di pulizia, di onestà. Ai grillini, ad esempio, e non hanno perso un voto, ne hanno anzi guadagnati, è stato imputato di non aver versato una parte di contributi, eccetera. Però obiettivamente, è stato un boomerang. Però obiettivamente bisogna dire che è l'unico partito che ha preso dei soldi e li ha destinati al pubblico. È populismo? Non lo so, ma intanto loro lo hanno fatto. Insomma, tanto aprire il portafoglio per cui non è mai facile. La gente giustamente valuta anche questo. Dopodiché anche questo può odorare un po' di demagogia, però se negli ultimi 10 anni la politica non si è posta il problema di contenersi un po' nelle stipendi, cioè io dico, ho fatto una battaglia, ma è più la società che non si sta contenendo, perché è una cosa purtroppo io ho fatto una battaglia in questi anni con Fondi sul giornale, dove sono stato attaccato duramente dal Consiglio regionale, mi hanno addirittura denunciato all'ordine dei giornalisti perché mi ero permesso di dire che 10.000 euro per un consigliere regionale sono troppi. Io non voglio affamare i consiglieri regionali, ho profondo rispetto per l'istituzione, ma penso che un stipendio pari a quello di un sindaco di un grande capoluogo come Venezia, come Verona, che è la metà, possa essere sufficiente. Quindi attenzione. Quasi mi becco anche una denuncia con te. Quindi io voglio dire, sono un populista, è demagogia? No, è un po' di buonsenso. Negli anni in cui la gente fallisce, si suicida, si amputa le braccia, metaforicamente le braccia, i figli non trovano lavoro, dopodiché non vanno tutte male le cose. No. E non va, perché il Veneto è una regione che cresce come cresce. Il Veneto di domani io non lo vedo così male, più della Baviera. Il problema è che dire in questo momento che le cose vanno bene, per la tanta gente che sta male, diventa quasi un fumetto. Per cui probabilmente Renzi è caduto anche per questo.
perché avrebbe dovuto forse... Il Veneto di domani lo vedi con un po' di questa autonomia oppure no? Perché qui adesso tutto qua c'è la depressione generale, perché dicono no, votare un'altra volta non ce la possiamo fare, a tornare a votare un'altra campagna elettorale, cioè sarà molto dura da sostenere per il paese che vuole correre sostanzialmente, però d'altra parte molte cose dipendono dalla politica, le regole dipendono dalla politica, e questo è lì sul tavolo e arriverà? Guarda, per me l'autonomia è una grande confusione quella sull'autonomia. Allora, secondo me partiamo da una cosa fondamentale che potrebbe essere fatta domani mattina senza referendum sull'autonomia, con la legge sui costi standard, che ha proposto la Lega, giustamente, secondo me, è un cavallo basterebbe questo. Ma come mai queste cose così rivoluzionarie? Sembra l'uovo di Colombo? Ma per un motivo molto semplice, perché nessun partito, nemmeno il centrodestra con la Lega dentro, che con Berlusconi aveva il potere da Bolzano a Caltanissetta, ha fatto il federalismo fiscale. Semplice, per una questione di consenso, perché in Italia le elezioni le vinci anche e soprattutto con il Sud, e il centrodestra, come il centrosinistra, deve fare i conti con una parte di paese che obiettivamente da questo punto di vista è lacunoso, perché è meno virtuoso del Nord. Su questo non ci piove. Assistito, ci sono città, imprenditori, gente eroica al Sud. Il Sud ha avuto un problema, a parte la mafia, che è un problema enorme, che è passato dal latifondo alla mafia, senza avere la rivoluzione borghese, la borghesia produttiva. Questo è il problema del Sud, che è rimasto assistenziale e alla mafia. Detto questo, voglio dire, non si potrà mai fare una riforma, perché se tu vuoi fare un po' di autonomia, dare autonomia al Veneto, alla Lombardia, all'Emilia Romagna, significa che devi trasferire parte delle risorse, giusto? Devi trattenere risorse, perché questo hanno chiesto Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, cioè autonomia per trattenere delle risorse, ma le risorse devi averle da Roma. Cioè, quelle che tu dai a Roma ti devono tornare di più, ma se ne tornano di più qui devi toglierle a qualcuno. A chi le togli? Al Sud. Ma siccome hai bisogno di voti del Sud, nessun governo, né di centrodestra, sono risorse, ma sono anche regole, sai, io penso, perché c'è un problema di burocrazia, di ingessamento generale che ormai veramente ha paralizzato qualsiasi settore. A proposito, io avevo fatto una promessa ad Alessandro Rossello quando stamattina ci siamo sentiti, quando l'altro giorno ci siamo sentiti per invitarlo alla nostra trasmissione, ho detto: ma tu sei un grande amante di sport, calcio in particolare, calciatore, quindi ex calciatore, qualche partitella la farai ancora? No, adesso ho un po' smesso perché lui Chiudiamo la trasmissione parlando di calcio e di sport, perché voglio dire, io sollecitata dalla nostra redazione sportiva ovviamente, perché non conosco, devo dire, molto bene l'argomento, mi hanno chiesto di farti questa domanda. Abbiamo avuto questa tragedia del Vicenza Calcio, la società è fallita, la Triestina, la vicenda della Triestina per guardare un altro angolo del nord-est, le vicende alterne del Padova, il Treviso sparito, il Treviso che è sparito, Rovigo che non sa, anche lui poverino è messo così, Verona invece Vispa con due squadre tutte e due molto competitive, Padova appunto con due squadre, Padova e Cittadella, molto competitive, e Venezia, questa è la domanda, che sta avendo, diciamo così, una stagione bellissima nel calcio e nel basket, con tutte le squadre che stanno andando molto bene, che però devono tutte giocare in trasferta. Cioè qua non abbiamo palazzetti, non abbiamo stadi, anche Padova gli mancheranno per sempre le curve a questo stadio, insomma. Queste società falliscono, ma falliscono perché non c'è attenzione della politica per lo sport o perché? Cosa sta succedendo? Io penso che la politica non c'entri proprio assolutamente nulla. Io penso che sia solo questione di uomini che sono i presidenti delle società, uomini che sono i direttori sportivi delle società, uomini che sono soprattutto presidenti, penso a Campedelli al Chievo, penso all'Udinese, cioè società, penso al Cittadella, società virtuosi, intelligenti, che fanno i passi non più lunghi della gamba, che possono permettersi magari anche di lavorare in questo modo, perché magari non hanno la stessa, voglio dire, no, non vivono lo stesso stress che può vivere una città. Il Padova calcio, il Padova è stato in Serie A, è stato in Serie B, il Padova fa un brutto risultato, voglio dire, c'è una mezza rivoluzione, il Cittadella perde 2 partite e non dice niente a nessuno, sì. E per questo probabilmente il Cittadella può lavorare più tranquillo, idem
idem il Chievo, cioè dipende dagli uomini, quindi dipende dalla capacità di progettare, dalla capacità imprenditoriale, perché oggi avere una società di calcio significa fare degli imprenditori dello sport, per quanta passione ci sia. I grandi appassionati di calcio che nel passato hanno gestito le società con passione e basta sono tutti falliti, da Setten a Treviso, da altri, voglio dire da Vicenza, certo. Quindi sono esempi, quindi io penso che dipenda dagli uomini, dipende poi anche, parlavi prima delle strutture, no? Lacunose dappertutto. Venezia, il problema, da 20 anni si parla di stadio a Venezia. 15 secondi. Per cui bisogna dire un grazie a queste persone, questi imprenditori, a queste persone, questi appassionati che con raziocinio e intelligenza riescono a portare dei risultati. Questa è la mia analisi. Neanche un segnetto rosso per qualcosa che non è andato bene. No, io auguro anche al Vicenza, che è quello che ha preso peggio di tutti in questo momento, di risollevarsi. Grazie ad Alessandro Rossello, speriamo di riaverti presto perché è sempre molto interessante questa chiacchierata con te. Buona Pasqua a tutti i nostri telespettatori, ma noi ci saremo tutti i giorni, non vi lasceremo nemmeno in questi giorni di festa. Grazie, ci vediamo domani allora, arrivederci. Arrivederci.